Direttore, l'azienda più grande del Veneto, un'esperienza però che già come commissario dura da un anno. Qual è la sintesi che si può trarre da questa sinergia operativa? La sintesi di questi mesi di esperienza, di convergenza delle tre aziende in una sola non può che essere positiva, nel senso che questa legge di riforma ci dà la grande opportunità di una razionalizzazione amministrativa, di una semplificazione soprattutto amministrativa, a beneficio poi di quelli che sono i servizi per i cittadini e anche per il personale dipendente. Un impegno che dovremmo, portare avanti insieme con i cittadini, cioè i cittadini dovranno essere, a fianco della direzione generale affinché si possa capire meglio i loro bisogni, le loro necessità e possano capire anche noi i percorsi che possiamo attuare per rispondere a queste esigenze. Dal 1° gennaio cambia che abbiamo un'ULSS unica di 3 ULSS, però sicuramente riusciremo a fare sistema, mantenendo comunque le conferenze di sindaci di ogni singola ULSS e quindi il territorio sarà comunque rappresentato in modo capillare, si farà solo sistema per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria.